Questo rientra in un progetto che la Direzione Cultura della Regione ha per la Capitale Europea della Cultura, quella di creare in ogni arte un bene immateriale destinato a rimanere nel tempo e a testimoniare quello che fu l'anno europeo della cultura. Così è per il cinema, così è anche in questo caso per la fotografia. Il progetto Tre Sguardi, fortemente voluto dalla Regione, curato dal Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia in collaborazione con ERPAC, si inserisce in Go Borderless, il ricchissimo programma di eventi che accompagnerà l'intero 2025, anno in cui Nova Gorica e Gorizia saranno capitali europee della cultura. L'idea è quella di offrire ai cittadini e ai tanti visitatori attesi nelle due città durante l'anno delle celebrazioni previste dal programma ufficiale una grande mostra fotografica supportata da 3 cataloghi, uno per autore, intesa come esito finale di una campagna fotografica sulle due città, il territorio circostante e i loro abitanti, affidata a 3 protagonisti della fotografia di reportage di conseguente autorevolezza espressiva, incaricati di raccogliere, a partire dall'estate 2024, materiale visivo inedito e ispirato allo spirito e ai temi fondanti dell'evento. Gorizia, Nova Gorica, terra di pace, una volta teatro di guerra. Questo è il messaggio, questo è il simbolo che oggi deve prevalere in Europa. I professionisti scelti per dare vita a Tre Sguardi, tutti con un approccio differente e peculiare, sono l'italiano Alex Maioli, la slovena Meta Krese e soprattutto lo statunitense Steve McCurry, cui si deve una delle foto più iconiche mai realizzate, ragazza afghana, e che già qualche anno fa iniziò una frequentazione con le nostre terre. C'è stato un cambiamento significativo da queste parti, ma alla fine si tratta di un cambiamento epocale e positivo. Basta osservare come ormai tutto si sta mescolando senza più differenze e rispetto a 50 anni fa è davvero qualcosa di stupefacente. Le interviste per la realizzazione dei ritratti di Steve McCurry sono state ideate e organizzate dal giornalista e storico Roberto Kovacs, mentre lo shooting fotografico sarà seguito dal regista Marco Rossitti, che documenterà il backstage del fotografo statunitense. Ci sarà una pubblicazione di 3 cataloghi uniti insieme da un cofanetto, Tre Sguardi, e dopodiché ci sarà la mostra che presumibilmente sarà fra maggio e settembre dello prossimo anno, quindi proprio durante le iniziative di Go 2025. Speriamo anche che ci sia uno storytelling adeguato che porti veramente la conoscenza della fotografia attraverso lo sguardo di 3 grandi artisti.